Io compro Siciliano Live, pronti per un nuovo appuntamento. Bentrovati a tutti quanti da Eliana Chiavetta all'interno del format che ci racconta il meglio del Made in Sicily. Come sempre ricordo il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, dove potete trovare tutti i prodotti che rappresentano al meglio la nostra terra. Ma questa terra di Sicilia non ci racconta soltanto di cose, ci racconta anche di persone straordinarie, di artisti. Ed ecco che quest'oggi siamo in collegamento con Nicolò Renna. Benvenuto all'interno di Compro Siciliano Live, Nicolò. Buongiorno Eliana, un saluto a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Io sono contenta perché attraverso questo format incontro anche un sacco di gente che non vedo da tanto tempo. Noi non ci vediamo da tanto tempo adesso. Sì, tanti anni. Tra l'altro sei stata circa 7 anni fa, hai presentato un concerto che abbiamo fatto al Maria Adelaide con i ragazzi, visto che oggi parliamo anche di attività didattica, insomma. Esattamente. Quindi è passato un po' di tempo. Ecco, uno dice si fanno i fatti loro, si conoscono, dice, no, adesso ve lo racconto un po' meglio chi è Nicolò Renna. Lui è un musicista, un chitarrista palermitano, ovviamente attraverso le corde della sua chitarra ci trasmette tantissime emozioni. Hai citato già subito in apertura il Maria Adelaide, scuola alla quale io sono super legata perché ho passato lì gli anni della mia adolescenza, ma ne parliamo perché tu insegni al Maria Adelaide, sei docente di musica, e quindi questa musica che suoni, che incidi, che trasmetti alla gente, la trasmetti anche come conoscenza ai tuoi allievi e quindi la vai tramandando. Sì, devo dire che negli anni il fattore concertistico, ecco, della composizione e anche il filone didattico sono diventati praticamente un tutt'uno. Quindi questa mia grande passione per la scrittura la trasmetto quotidianamente da molti anni ai miei allievi, infatti invoglio anche loro a scrivere, a creare. Facciamo molti progetti a scuola dove praticamente io li educo e li avvio proprio anche alla composizione, partendo proprio da pochissime note, da elementi minimi. E poi naturalmente io scrivo anche brani. Nicolò. Ma no, guarda, a livello didattico iniziale in realtà è molto più semplice di quello che sembra, perché poi i ragazzini, i bambini hanno un approccio magari anche sicuramente più spontaneo rispetto a noi, diciamo, adulti, che siamo anche più strutturati, perché sai, più si diventa grandi, più ci si inquadra in certe cose. In realtà io li faccio giocare semplicemente con le note, ecco, gli do anche degli esercizi semplici anche solo con 4 note, e gli dico crea una piccola melodia e la prossima volta me la fa ascoltare. E loro così, a forza di giocare, praticamente poi riescono a volte a tirare fuori delle melodie interessanti. Insomma, è un percorso molto affascinante, devo dire. Ma dimmi la verità, alla fine ti danno anche loro qualche idea ogni tanto, che ti rimane in testa qualcosa, torni a casa e poi componi. Allora, no, non rubo le loro idee. No, ispirazione. Sì, no, ispirazione magari sì, ecco, sì, loro sicuramente una volta che quelli che sono magari anche più creativi, quelli che prendono poi fiducia con questo tipo di gioco diciamo, di composizione, chiamiamolo così, ecco, poi sì, possono tirare fuori anche delle cose molto, molto interessanti. Bello, è bellissimo. Tu tra l'altro dal 2019 sei anche presidente dell'associazione Fare Musica di Palermo. Lo leggo staccato perché questo Fare Musica mi sa anche di 2 note musicali, non so se sbaglio. Ma non è solo questo. Allora, intanto sono 2 note musicali, ma non sono staccate solo per questo. Poi c'è il motivo del fare musica, proprio nel senso del verbo, ma poi sono anche le iniziali quelle di Marcello Faranna, che ovviamente ha fondato con me l'orchestra, quindi Faranna come fa e Renna come re, fa re. Quindi ci sono tre significati. Sei stato fortunato perché ti fossi chiamato, non lo so, con un'altra iniziale, cioè pensa a me, chi non è una nota, non certo, infatti, sì, noi abbiamo trovato, diciamo, le note all'interno dei nostri cognomi, quindi è stato anche chiaramente una fortuna. Nel DNA, come si dice avere la musica nel DNA e anche all'anagrafe in questo caso. Anche, esatto, infatti, era scritto già fin dalla nascita. E quindi niente, abbiamo fondato insieme, perché Marcello Faranna è il vicepresidente dell'associazione Fare Musica, questa bellissima associazione culturale dove ci occupiamo appunto intanto di didattica. Infatti uno dei progetti più importanti che ora discuteremo è l'Orchestra di Chitarra Città di Palermo, che è questa meravigliosa orchestra giovanile formata da allievi che partono dai 8-9 anni fino ai 15-16. Parliamone subito allora, scusami, non me la sì, parliamone subito, che è un punto fondamentale. Un'orchestra di sole chitarre.
Sì, un'orchestra di sole chitarre, che è una realtà Esistono? alquanto esistono, solo che a Palermo noi siamo i primi, ma in Italia io Ok. ho molti colleghi bravissimi che hanno creato già da molti anni delle orchestre, delle vere e proprie orchestre di chitarre. E sono fondamentalmente delle orchestre vere e proprie, un po' come le orchestre anche, diciamo, classiche di strumenti diversi, però fatte di solo chitarre. Quindi fondamentalmente Ma ci chitarre di sono. tipi diversi, perdonami, perché anche No, lì no, in questo esistono caso chitarre e chitarre. sì, no, sono solo chitarre classiche, in Ok? questo caso. E quindi, diciamo, ci sono delle varie sezioni, un po' come in orchestra, che magari puoi avere gli archi, i fiati, invece noi abbiamo, non so, la sezione dei bassi, la sezione degli accordi, la sezione di chi suona magari la melodia, il tema principale, e quindi abbiamo tutto diviso con le chitarre. È una cosa molto bella, formativa, e tra l'altro i ragazzi a livello anche sociale crescono moltissimo, imparano molto le regole, il rispetto degli altri, è un qualcosa che va molto oltre la musica, quindi anche a livello sociale ha una valenza, devo dire, molto importante. E quindi abbiamo creato con Marcello questa orchestra, nel giro comunque di pochissimo, oggi abbiamo fatto delle bellissime, insomma, anche esperienze concertistiche, ovviamente prima che tutto si bloccasse. Certo, però noi Quindi, possiamo fare una cosa, in attesa di sì, vedervi dal vivo, possiamo entrare un po' in questo mood di chitarre, perché una cosa è con raccontarlo, un'altra piacere, cosa è poterlo sentire e vedere. Quindi abbiamo un assolutamente. video, il nostro Paolo Gatto dalla regia ce lo fa vedere immediatamente. Questi erano i più piccini, giusto? Sì, diciamo che erano misti Ok. perché diciamo, la forza di questo gruppo e anche il nostro impegno sta nel fatto di fare suonare insieme proprio dagli 8-9 anni fino ai 15, assegnando delle parti Dai. diverse ad ognuno, di livello. Una cosa abbastanza anche tosta da coordinare, ci vuole molta passione, però devo dire che si abbattono le età. Quando si lavora tutti insieme per un obiettivo comune, c'è un venirsi incontro anche fra di loro, i più grandi hanno anche un occhio di riguardo per i più piccoli e viceversa, insomma, un'esperienza meravigliosa, siamo una grande famiglia. Poi come Ma poi e hai quindi potuto tu in questo ascoltare caso che fai? Suoni in mezzo a loro, diventi No, direttore no, di questa io li chitarre? dirigo, come avete visto nel video, li dirigo, però io insieme a Marcello chiaramente scriviamo gli arrangiamenti sia dei brani conosciuti, ma anche, come avete ascoltato, dei brani originali nostri, quindi Sì. cerchiamo di trattare sia dalla musica anche originale, quindi nostra anche siciliana, ma anche brani pop, abbiamo ascoltato anche Jingle Bell Rock, quindi è la scusa anche per instradarli anche nei vari generi musicali e quindi creare anche delle condizioni di cultura di base molto interessanti. Ma e in tutto questo periodo, in quest'anno disgraziatissimo, che cosa avete fatto? Avete continuato a Allora, ci siamo suonare? Vi siete dovuti. messi a fare Allora, dad di chitarra? brava, sì, praticamente è stato l'unico modo. Allora, non ti nascondo, periodo marzo-aprile è stata una batosta, cioè ci siamo stati 2 mesi per capire cosa dovevamo fare per portare avanti questa cosa, ma è stato così per tutti. Poi abbiamo cominciato effettivamente a fare dad di chitarra, a creare dei gruppi, a lavorare con loro passo passo, proprio a imboccarli nota per nota, e questa cosa ci ha permesso che ora da poco, praticamente da marzo, da questo mese abbiamo ripreso in presenza, abbiamo fatto un lavoro, devo dire, meticoloso, dove i ragazzi sono cresciuti anche in DAD, perché una delle cose particolari di questa tanto discussa DAD è che io ho Mhm. avuto molti allievi, non solo orchestre di chitarra, ma anche al Mere dell'Aide,
la maggior parte sono migliorati in DAD. È Com'è successa una cosa strana. possibile? Ma evidentemente, io ci ho ragionato, evidentemente forse loro, essendo nel loro ambiente protetto, nella loro stanzetta, avendo più tempo forse a casa da dedicare allo strumento, non lo so, c'è stato nella maggior parte dei casi un miglioramento. Una cosa paradossale, ma è successa. E anche bella, perché è stata una sorpresa, effettivamente. È vero, è bello vedere i tuoi occhi come si illuminano di orgoglio, di Grazie. contentezza Eh di sì, è fronte ai la mia vita, miglioramenti la dei tuoi didattica è la mia allievi. vita. Ma mi Grazie, spieghi un grazie. attimo come funziona l'insegnamento della musica a scuola? Perché io sono uscita da scuola un po' di tempo fa, anche qualcun altro come me non sarà Allora, preparato. Tu noi... in che ordine di scuole insegni e se tutti fanno chitarra, si scelgono gli No, strumenti, come allora ti funziona? spiego. Allora, intanto io insegno nella scuola secondaria di primo grado, quindi scuola media. C'è una sezione Ok. dedicata ad indirizzo musicale, dove si studiano nella mia scuola 4 strumenti, quindi chitarra, pianoforte, oboe e violino. Al momento dell'iscrizione alla scuola media, chi vorrebbe fare strumento fa una domanda e fa un piccolo test attitudinale, un piccolo esame per valutare la musicalità, quindi anche chi non sa suonare può fare questo piccolo test, chiamiamolo così. Dopodiché Ma si e stila una ognuno sceglie quale graduatoria. strumento? Ognuno sceglie Sì, quale strumento suonare ognuno, dei diciamo, quattro? diciamo che si sceglie l'indirizzo musicale e non lo strumento specifico, si Ok. esprime una preferenza, dopodiché si stila una graduatoria, potendone prendere 6 per ogni strumento, non tutti possono entrare nello strumento di prima scelta. E quindi Ok. si crea fondamentalmente la classe ad indirizzo musicale e chi fa lo strumento lo fa come materia curriculare, quindi insieme anche Oh, all'italiano, ok. alla matematica. Per questo diventa una grande opportunità, perché non è un laboratorio di musica così, è proprio un corso di strumento. D'altronde io provengo anche da questa esperienza, da piccolino ho fatto una scuola media dove c'era lo strumento e grazie al mio maestro Andrea Anselmi ho potuto, insomma, cominciare un percorso meraviglioso con la musica, quindi poi anche il conservatorio e tutto il resto. Quindi è una Senti, ma grande possibilità per i ragazzi. ti sei dedicato totalmente alla DAD o stai lavorando anche su qualche altro album? Se non mi sbaglio, l'ultimo è uscito nel 2019, quindi poco tempo fa Allora, sì, allora, è comunque. uscito nel 2019, fine 2019, in realtà sembra tanto tempo fa, ma poi col fatto del Covid è come se siamo rimasti un po' in stand-by. Quindi questo album che è uscito sui social, sì, è stato pubblicato per un'etichetta nazionale importante, che è Dot Guitar, proprio dedicata ai chitarristi classici. E quindi diciamo che chiaramente comunque in questo periodo ho già scritto tante altre musiche, quindi è in previsione anche un secondo album. Quindi sto lavorando perché ho scritto comunque tante altre cose. E questo album è per chitarra sola, Crossroads, che è stato pubblicato appunto nel 2019, però sicuramente in un album futuro posso anticipare che ci saranno anche brani strumentali anche con più strumenti, perché in tutto questo sono anche un po' polistrumentista, quindi suono il basso, le percussioni, e quindi mi cimenterò anche a suonare più cose. Però vogliamo la graduatoria. Allora, l'amore della tua vita è la chitarra, lo sappiamo. Poi quali sono gli altri strumenti così con i quali si Allora, innesca devo un dire che meccanismo di sì, al amore? secondo posto posso mettere sicuramente le percussioni. Infatti, anche Mhm. quando suono la chitarra, essendo anche La uno strumento usi? percussivo, la chitarra la uso anche come percussione. Quindi tutti gli strumenti popolari tipo cajon, djembé, congas, shaker. Infatti ci sono anche alcuni video che ho realizzato per il lockdown, dove ho fatto anche collaborazione con altri bravissimi musicisti, dove io se potete anche andare a vedere su YouTube, sul mio canale, dove io suono praticamente anche gli altri strumenti. E quindi, insomma, sono cresciuto, ecco, proprio nell'amore per la musica, devo dire, fin da piccolissimo e questo mi ha portato a fare un percorso di crescita sempre, diciamo, alla scoperta di cose nuove, ecco. Per me, diciamo, si studia sempre, ecco, si diventa maestri, ma in realtà si diventa maestri di quello che tu hai fatto fino a quel punto. Però poi c'è tutto il resto da C'è scoprire. ancora Ed è da un scoprire. percorso, sì, No, non ti vai. volevo interrompere. In questo No, no, percorso no, dobbiamo avevo... vederti all'opera, abbiamo anche dei Sì, video che sintetizzano un po' il tuo ultimo album e li vogliamo vedere sì. insieme ai nostri amici di Io Compro Siciliano Live.
Questa è un po' una sintesi di Crossroads e Sì, di 12 sì, brani che contiene. sì, una sintesi molto breve, c'è anche molto altro. Ecco, un percorso, devo dire che sicuramente su base classica, che però come avete ascoltato, poi si sfocia nella world music, quindi anche nella musica etnica. Anche diverse fra Io loro, c'è un po' di jazz, mo, c'è un po' di tanto, sì, di folk, sì, di c'è un po' di tutto, sudamericano, di però celtico. esatto, è proprio la mia prerogativa, cioè io amo esplorare, quindi non, infatti quando mi chiedono tu che genere fai, entro in crisi totale. Scusami Perché Nicolò, io ho io, un'ultima sì, domanda da farti, ma sì, certo. esattamente tu che genere fai? Grazie Liana. Allora, io faccio il genere acoustic music for classical guitar. Musica in acustico per chitarra, questa è la definizione, diciamo, più generica. Ok, Ecco, sì, in realtà, ecco, mi piace proprio esplorare la musica di vari popoli, ecco, ho avuto possibilità di suonare anche nella mia vita con grandissimi musicisti, anche siciliani, e quindi sono cresciuto con la musica anche folk siciliana fin da piccolissimo, e questo amore per la musica, diciamo, della terra, chiamiamola così, la musica del popolo, è rimasta sempre dentro di me, e poi è uscita fuori con la mia musica, ecco, una cosa molto bella. direi proprio di sì. Leggiamo anche qualche messaggio che ci sta arrivando attraverso i nostri Certo, canali dove andiamo in diretta. C'è Luca Leonardi che ci ricorda l'hashtag Io compro siciliano, siamo noi, siamo qui. John Blandi che ci augura buon mercoledì a tutti da New York, anche lui ci scrive da lontano. Maurizio Tuminia che dice buongiorno a tutti, grande Io compro siciliano. Grazie Maurizio. Ancora Antonino Di Caccamo che ci saluta da Milano e dice ciao a tutti, viva la Sicilia, grazie Antonino. E Maurizio poi complimenti a Nicolò, dice bravo Nicolò Renna, complimenti. E Luca grazie. poi dice che spettacolo l'orchestra con solo chitarre classiche. È vero, è uno spettacolo. Quando potremo vedervi dal vivo, Nicolò? Quando? Questa è l'unica domanda che non dovevi farmi. È la Perché domanda non che ci fa c'è, non c'è. rattristare. Esatto, esatto. Quando speriamo ben presto perché devo dire che questa cosa dei concerti online da un lato può dare uno stimolo, dall'altro è molto triste. Infatti io per il periodo anche lockdown ho creato dei video anche per avere degli stimoli, dei feedback insomma, con gli amici che mi seguono, però bisogna tornare a fare musica dal vivo, a incontrare le persone, a vedere le emozioni, gli occhi lucidi, ad abbracciarsi, che questa sarà una cosa molto lunga, ma speriamo veramente, speriamo presto. Speriamo veramente presto. Ovviamente il primo concerto online, qualunque cosa si organizzi nel frattempo, ci avvisi e noi ne parliamo insieme. Naturalmente, con molto piacere. D'altronde io compro siciliano e dico la Sicilia. Poi volevo dire, se c'è proprio il tempo, di un altro Vai, progetto al che è volo. nato da pochi mesi, che visto che si parla di Sicilia, chitarristi, compositori siciliani indipendenti uniti, ho raggruppato insieme a me, a Marcello Faranna, altri compositori siciliani bravissimi, Salvatore Sciacca, Filippo Daino, Alfonso Pumili e Luca Di Martino. Ci siamo uniti perché tutti loro scrivono, insegnanti scrivono per chitarra, e quindi ci siamo uniti per portare avanti la musica siciliana per chitarra, che sarà suonata anche dall'Orchestra di Chitarra Città di Palermo. Quindi in futuro questa orchestra diventerà più grande, ci uniremo, speriamo presto in concerti, per creare anche un'orchestra di 30, 40, 50 chitarre. Speriamo ben E tu ti presto. metti sempre lì a dirigerle tutte?
Certo, e questa è l'impresa folle è proprio quella. Perché la cosa diventa sempre più difficile, molto molto È difficile, ma si si può può fare questo ed fare. altro con la musica. Grazie Nico Assolutamente, Lorenna, grazie, salutaci tutti i tuoi allievi, ovviamente tutti i membri dell'orchestra, siamo ben felici di avervi potuto dare questo assolutamente. spazio. Grazie a voi, Grazie grazie ancora. Eliana. Nico Lorenna, oggi protagonista di questo appuntamento di Siciliano Live. Io ringrazio Marzio Monreale della redazione, Paolo Gatti in regia, ma soprattutto tutti voi che ci seguite sempre. Vi ricordo che giovedì alle 21:30 ci sarà Sicily On Air, ma questa volta, anzi da questa settimana, sarà live dal Mob di Palermo. Quindi Vincenzo Canzone ha questa nuova grande e bella avventura da farci vedere e da presentarci. E allora chiudiamo così con la sua sigla. Noi ci rivediamo domani. Ciao! Non dimenticate l'appuntamento con Vincenzo Canzone ogni giovedì alle 21:30. Io compro siciliano. Sicily on Air, il music show dei siciliani.